Danilo Sanson, lei ha voluto raccontare la storia di sua nonna, nonna Catina, in un volume che è stato molto venduto. Può ricordare, qual è stata la vicenda esistenziale di sua nonna? Beh, la nonna nasce qui a Zoppé di San Emiliano nel 1882 e ha avuto una vita avventurosa come tanti di cui l'epoca lì si sono trasferiti in Brasile, per cui è stata mandata di giovane età nelle piantagioni del caffè. Lì ha partorito 6 figli, le prime 6 figli in Brasile, poi nel 1913 è ritornata in Italia e per cui si è sistemata qui, ha avuto altri 4 figli, in totale ha avuto nel totale 9 figlie e mio padre l'ultimo. È una vita avventurosa perché ha avuto l'immigrazione in Brasile, poi è ritornato in Italia, sono scoppiate le guerre. Non solo, ho visto anche la ricostruzione industriale di quell'area dove poi sono sorti i capannoni della ditta Zopas, molto importante per la zona, per cui tutta l'attività della nonna, tutto il vivere della nonna in un arco di tempo che va dal 1882 al 1976 è una costante presenza nei luoghi, nei momenti storici più significativi della nostra zona qui. Qual è stato l'obiettivo, l'intento che l'ha mossa a ricordare questa nonna addirittura in un libro? Beh, i 22 anni oltre trascorsi assieme, la nonna, io sono nato con la nonna in casa, per cui siamo in 50 cugini, però chi ha vissuto con la nonna in modo particolare, il sottoscritto, è legato alla nonna. La nonna ci parlava, ci cantava in portoghese, per noi non c'era la TV, la nonna rappresentava anche questo aspetto, però poi quando ho avuto modo di ripensare tante cose, ho visto anche la vita e il trascorso della nonna e quanta importanza dava lei a tante cose che al momento non mi sembravano così significative, come dire dare un'istruzione, sicuramente mettere in evidenza una grande fede, una grande religiosità, l'affidarsi completamente alla divina provvidenza, tentare di risolvere i problemi e affidarsi soprattutto alla fede. Come descriverebbe oggi nonna Catina? La ricorda come una donna di che tipo? Ma lei adesso tramite la pubblicità che sta facendo il libro sicuramente tanti la conoscono, ma era una donna molto semplice, una donna che anche in chiesa non si metteva nel primo banco, era sempre tra gli ultimi, era una donna silenziosa, molto laboriosa, molto attaccata alla famiglia. Mi ricordo che tutti quanti avevano una venerazione per lei, per cui col suo esempio, una donna semplice, però una donna semplice che in quegli anni lì ha saputo tenere unita una famiglia, ha saputo dare un'istruzione alla propria famiglia, ha saputo infondere sicuramente di principi non solo religiosi ma anche di rispetto verso le persone. Per me è una donna eccezionale, però a quel tempo lì ce n'erano tante, ho scoperto, donne così.